produttori, trasformatori, distributori, ristoratori e consumatori, ha chiesto l'attuazione di una strategia coordinata che combini misure a livello europeo e nazionale per migliorare l'efficienza, comparto per comparto, dell'approvvigionamento alimentare e contrastare con urgenza lo spreco del cibo. Tutto ciò premesso, si propone con la presente mozione che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Comunale a promuovere ed intraprendere ogni utile e necessaria iniziativa e attività volta a dare immediata attuazione alle indicazioni contenute nella risoluzione adottata dal Parlamento Europeo contro lo spreco alimentare per contribuire concretamente all'obiettivo di diventare entro il 2025 gli sprechi alimentari. B. Promuovere anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica per rendere il consumatore consapevole degli sprechi di cibo, acqua ed energia e di loro impatti ambientali ed economico-sociali, anche al fine di dimostrare come rendere più sostenibile l'acquisto, la conservazione, la preparazione e lo smaltimento finale degli alimenti. C. Assumere iniziative per rivedere le regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, le imprese che garantiscono la ridistribuzione gratuita a favore dei cittadini meno abbienti e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, accordando la preferenza ad alimenti provenienti da filiere corte, locali e stagionali, prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo. D. Sostenere tutte le iniziative, sia pubbliche che private, finalizzate al recupero degli alimenti rimasti invenduti o scartati lungo l'intera filiera agroalimentare per ridistribuire gratuitamente alle categorie di cittadini meno abbienti. E. Assumere iniziative per prevedere, anche con il coinvolgimento degli operatori locali e delle varie organizzazioni di categoria, una diversa articolazione delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari, integrando la data prevista per la scadenza commerciale con una relativa al termine utile per il consumo dell'alimento. Grazie, Capogruppo Golin. Se non ci sono interventi, mettiamo ai voti la mozione. Voti favorevoli? 11 voti favorevoli. Mozione approvata all'unanimità. Sì, ora al 10° punto all'ordine del giorno c'è una mozione presentata dal consigliere Tonò, visto che non c'è, che è assente, non so, vi chiedo la cortesia se possiamo rinviarla. Il 13° punto, che è lo stesso una mozione equivalente, se il capogruppo vuole che la rinviamo per quella per trattarla insieme. Grazie Presidente. Quanto ci riguarda non è problema la discussione differita della mozione, ritenendo che il testo possa tranquillamente essere blindato nelle forme che siano concordate a settembre, in agosto assolutamente, in sede di conferenza dei capigruppo interna al Consiglio Comunale. Credo che per correttezza istituzionale possiamo rinviare. Votiamo il rinvio. Voti favorevoli, 11 voti per il rinvio delle due mozioni. Grazie e lavoro